Dal Pallaferrarin di Breganze, domenica 14 gennaio, tra qualche minuto, la seconda giornata del campionato di Serie 2 di hockey pista 2023-2024, a sfidarsi Breganze e Seregno. Serve che favorisce l'inserimento di Tommaso Volpe, che va subito alla conclusione, controllata da Dimone, si riparte con Chirino, l'accelerazione a scambiare con Tremolada, un ottimo contropiede a 3 di Seregno che si porta in vantaggio, 1-0 Seregno. Dopo poco più di un minuto e mezzo, l'accelerazione di Chirino, il raddoppio, 2-0, Seregno che va sul 2-0, 2 reti per lui, inserimento di Cristian Costenaro che cade in area e c'è il rigore. È stato atterrato il numero 88 di casa. Vediamo. La parata di Dimone, la rete di Tommaso Volpe, 21-16. Breganze accorcia le distanze con Tommaso Volpe. Andrea Scortegagna, attenzione qui vediamo, e viene sanzionato con il cartellino blu. Tommaso Volpe, la parata di Dimone. Breganze avrà 2 minuti di power play, 2 minuti di espulsione temporanea decretati dal signor Michele Mele. È stato espulso il numero 33, ospite Giovanni Tagliapietra, la rete di Giovanni Tagliapietra, 2-2, Breganze impatta con Giovanni Tagliapietra. Rossi, a ricordare quelli che sono i colori sociali comunque delle Breganze, che ricordiamo sono appunto i rossoneri. Palla contesa, gol di Fiazza che sorprende Giuseppe Tagliapietra, 12-14. Seregno in vantaggio, 3-2, all'indietro per Cristian Costenaro. Lo spunto di Cristian Costenaro, la conclusione, la parata di Filippo Dimone, riconquista palla, Cristian Costenaro pareggia, 3-3 Breganze, 3-3, Breganze impatta. Un'azione insistita e volitiva di Cristian Costenaro, 8-52 fino al 21, potenzialmente la superiorità numerica. Tommaso Battaglin, la rete di Tommaso Battaglin, Breganze quindi per la prima volta in vantaggio, 4-3, 24-16. Mauro Fiazza, ottimo elemento. Luca Tremolada, lo scambio per il Giordano che pareggia, 4-4. Tommaso Battaglin è caduto di Filippo Dimone, se ne va in bello stile Fiazza e qui c'è il blu in arrivo per Cristian Costenaro. 2 minuti di potenziale power play nel caso in cui Seregno non trasformasse. È partito Tremolada, non trova la porta. Breganze esce indenne quindi da questo pericolo, ma deve affrontare 2 minuti di inferiorità numerica. Particolarmente sofferente dopo la botta al ginocchio. Qui il tentativo di servire Antonio Tagliapietra da parte di Tommaso Battaglin, ma c'è una ripartenza a capo aperto di Seregno che va in vantaggio per 5-4 con Giordano, 15-08. Commesso da Breganze, ha esaurito il bonus, 14-10 al termine, importante svolta di questo match. Mattia Schirino contro Giuseppe Tagliapietra che gli chiude lo specchio della porta, Breganze quindi rimane a -1. Battaglin, siamo a 5 minuti e 30, la conclusione, ancora la parata di Dimone, ancora Luca Tremolada, attenzione, e il gol di Seregno con il suo numero 33 Marco Tremolada. Recupera palla per i propri colori Cristian Costenaro, c'è un cartellino blu e quindi vediamo se Breganze riuscirà a trasformare Tommaso Battaglin. Eccoci con Tommaso Battaglin che trova l'opposizione del portiere ospite e adesso ovviamente è ancora più dura, l'accelerazione di Cristian Costenaro, a servire Andrea Scortegagna, la rete di Tommaso Volpe. Ci sono 27 secondi di tempo per Breganze per provare